Mi sa proprio che ci siamo. Oggi ci prospetta un bellissimo ritorno nel passato delle nostre generazioni precedenti. Ciao a tutti amici, oggi come avete visto sono qui a Ponte di Velo di Lusiana, una piccola contrada sopra Salcedo e prima appunto del comune di Velo di Lusiana. Oggi finalmente sono venuto a fare questo sentiero, sicuramente il punto forte sarà la contrada abbandonata di Peraroglia di Sopra, posto che mi ha veramente stracolpito già dalle informazioni che ho trovato e che non vedo l'ora di raggiungere e mostrare a tutti voi. Stiamo per entrare nella tesissima contrada abbandonata di Peraroglia di Sopra, vedremo cosa troveremo dentro, non vedo l'ora di arrivarci. Intanto le campane di Lavarda stanno battendo le 14. Mi sa proprio che ci siamo. Questo qua è il primo blocco di case che ho inquadrato, guardate qui ce ne sarebbero anche altre. Purtroppo queste già crollate. Qui resta solo l'ingresso e la parete est. Provo a far entrare solo il telefono col treppiede, vediamo cosa riusciremo a vedere. Guardate qui che spettacolo, cosa ho intravisto già da fuori. Guardate che reperti, una cassetta per riporre qualcosa. Guardate là c'è un fornellino, ma... E altri, qui c'è un cassetto di qualcosa. C'è un pannello e là più avanti, dietro il fornellino, una pentola. E il resto, vedete appunto, sono tutte macerie del legno, magari del soppalco di sopra crollato. Guardate il fornello, che pezzo di storia.
Ecco, ho appena finito di vedere gli ultimi reperti qui di Pararola di sopra. Pensate a queste persone che riuscivano a vivere qui stabilmente tutto l'anno, che ho letto che erano persone che o arrivavano da Lusiana oppure che venivano da Laverda e limitrofi e si sparpagliavano in queste micro comunità quasi autosufficienti. Pensate che dura deve essere stata la vita qui in quegli anni, perché si parla degli ultimi anni dell'Ottocento fino alla fine del secondo dopoguerra, quindi circa 1950. Dopodiché, quando la ricostruzione in pianura e l'inizio dell'era industrializzata ha comportato un miglioramento delle condizioni di vita generali giù in pianura, queste contrade sono andate, ahimè, via morendo, diciamo. Le persone sono trasferite chiaramente dove le condizioni di vita erano più facili e praticamente in queste valli chi ci abitava commerciava castagne in cambio di o denaro oppure in cambio di altre merci che appunto qui non c'erano. Per la rolla di sotto, altre contrade abbandonate che ovviamente invece andrò a vedere. Sentiste il fruscio del vento che effetto strano. Qualche casa qui a punteggiare le colline, ma sembra veramente di essere in un'altra dimensione. Tutto così tranquillo, silenzio rotto solo dall'ondeggiare dei rami, dal canto degli uccelli e ogni tanto dall'abbaiare di qualche cane. Veramente un qualcosa di stranissimo per essere appena tra i 300 e i 400 metri di quota. Oh, eccoci, praticamente all'improvviso mi sono imbattuto nei resti di Pararola di sotto. Vedremo come saranno le case qui a Pararola di sotto, magari essendo un po' più in basso di altitudine, se saranno conservate meglio, chi lo sa. La prima casa sicuramente qui è senza tetto. Andiamo avanti a vedere, sembrano più case comunque rispetto a Pararola di sopra. Devo dire che tutto sommato si sono veramente disabitate dal dopoguerra, quindi circa 1950. Sono passati minimo 50-60 anni, guardate la conservazione. Ormai edere, arbusti sono altro che rigogliosi. Sulla superficie infatti un po' dispiace perché sarebbe, non dico da preservarle, però comunque fanno parte del DNA storico. I tetti purtroppo di solito fatti in legno, la parte più macerabile, infatti sono tutti crollati. Però guardate che impressione, ancora le finestre belle grate. Tra l'altro già all'epoca le grate sulle finestre. E guardate dentro, totalmente impraticabile. Coppi, vedete, tegole. Vedete prime crepe anche negli infissi della porta. Purtroppo insomma i muri sembrano abbastanza solidi, quindi queste case potrebbero anche durare ancora qualche bel decennio.
vedete altro, qui magari piccola stalla, ma chi è che lo sa? Qui solo macerie purtroppo. Impressionante, guardate la crepa all'interno del muro di quella casa. Proseguiamo, vedremo più avanti. Vedo un coccio di un piatto là davanti. Un altro piatto. Ormai la natura, contrariata a tutte le piogge che stanno cadendo negli ultimi anni, è veramente nel suo massimo splendore. Guardate qui un ultimo edificio. Che tinteggiato di azzurro, guardate che carino. Guardate questa crepa. Ormai prossima purtroppo a concretizzare la caduta di questa abitazione. Ecco qui, dopo 3,4 km e dalle 15:44 sono arrivato a Laverda, contrade per Arolia che non so come ben descrivere perché ho già detto tutto prima, però che mi hanno lasciato un po' un senso di soddisfazione per se riuscite a vederle, perché appunto dopo aver letto informazioni su internet mi ero molto interessato, ma anche un senso di malinconia e di tristezza adesso vedendole così, perché poi le fatiche di tirar su quelle case e adesso vedere tutto così fatiscente, in decadenza, mette un po' di tristezza, almeno a me, magari anche voi amanti dell'archeologia storica. Spero abbiate apprezzato questo itinerario e ci vediamo alla prossima escursione.